Ciao ragazzi, il Monte Veronese, il formaggio di montagna e di casa. Tante volte qui in Lessinia vi ho parlato del Monte Veronese, il formaggio della montagna veronese, che poi monte ha un duplice significato perché è un plurale. Monta significa anche mungitura, monte, mungiture. Perché? Perché il formaggio è fatto con la mungitura della mattina più quella della sera prima. Oltretutto, questo formaggio, che è un prodotto DOP, presenta delle caratteristiche organolettiche e di tecniche produttive in grado realmente di conferirgli il crisma dell'unicità. Ma prima ancora, e forse in maniera anche più caratterizzante, ciò che più lo rappresenta è la storicità lunghissima presente in questa terra, che poi ha anche una storicità particolare perché è fatta di storie, di persone e di famiglie, come gli albi. Monte Veronese, che mi ricordo io, la mia famiglia l'ha sempre prodotto, magari una volta non lo chiamavano Monte Veronese, ma era il formaggio che faceva in Malga il mio nonno, ma è anni e anni e anni che produciamo formaggi che lo chiamiamo Monte Veronese, è circa una trentina d'anni, fra prima, dopo, durante, una trentina d'anni. Perché questo, come per molte altre famiglie, era davvero il formaggio di casa. Era il formaggio con cui sono cresciuti tutti quanti i miei colleghi, mio papà, i miei zii, tutti quelli che mi hanno insegnato a fare il formaggio, cioè è il formaggio della zona, è il formaggio dei ricordi, è il formaggio dei momenti conviviali quando facevano filò, è il formaggio che è sempre stato presente. Dopodiché hanno cominciato a chiamarlo Monte Veronese e qui è partito tutto quanto il marketing, ecco, la vera unione del formaggio è questa. Quali sono gli elementi di riconoscibilità culturale del Monte Veronese? Gli elementi di riconoscibilità culturale. Ammettiamo che io sia il Piassarotto da Verona. Vado in montagna in Lessinia. Cosa vedo? Vedo in altura, vedo le vacche pascolare, vedo il contadino che munge latte, vedo il camion del latte che passa a prendere il latte e comincio a fare 1 più 1, vedo l'erba fresca appena nata, la mucca che bruca libera e tranquilla, questo latte bello giallo intenso adesso che è estate, e il caseificio che va a prendere il latte, il casaro che lo trasforma, il negozio che lo vende, il GDO che viene a prenderlo qua perché è sicuro della qualità che trova qua e lo porta giù nella bassa veronese, cioè è tutto questo insieme di cose il Monte Veronese, è quel prodotto che ti riesce a far risaltare la montagna, la tua storia, la tua identità, la voglia di restare in montagna anche se a volte è difficile. Questo è il Monte Veronese e tutto ritorna in questa forma cilindrica da 8-10 kg con scritto attorno Monte Veronese e con sopra etichetta verde, azzurra, ma che è solo questa. Lo spessore e quindi il valore del Monte Veronese io lo misuro anche attraverso questi elementi, che sono una serie di fattori tra di loro concatenati che riguardano la conoscenza del territorio, del mestiere, i ritmi della natura, i pascoli e poi la memoria degli insegnamenti antichi, quelli degli avi, che però si devono conciliare con le esigenze aziendali attuali, sia produttive che commerciali. C'è insomma una sorta di fil rouge che unisce tutti questi aspetti e che delinea un percorso chiaro ma tutt'altro che semplice. E infatti ogni giorno il compromesso che Alfonso e i suoi colleghi devono affrontare è sempre quello: rispettare l'integrità dell'origine senza svilire la qualità, standoci dentro con i costi e accettando di lavorare in un contesto che, per quanto bello e armonioso sia, sicuramente qualche problematica logistica e ambientale ce l'ha. E come si affrontano allora tutti questi aspetti non sempre facilissimi? Credo che si affrontino soprattutto con ciò che questi stessi elementi hanno contribuito a forgiare in ognuno di loro, ovvero la passione. Abitare in montagna vuol dire rimanerci d'inverno quando c'è freddo e neve, vuol dire rimanerci quando i periodi sono bui, non c'è comunicazione. È facile abitare in città con tutti i servizi. Bisogna abitare qua in montagna tutto il tempo dell'anno, non 10 giorni per fare le passeggiate. Questo è vivere la montagna, abitare in montagna.
aiutare il contadino a montagna che giornalmente ha difficoltà, aiutare i casifici che giornalmente, ma anche tutte le associazioni, le varie Proloco, parlo anche comunità montane, tutto l'insieme montagna va aiutato. In che modo? Venendo sul posto, comprando i prodotti del posto, aiutando anche a volte solo guardando con un sorriso, una chiacchierata la gente del posto, per incentivarla a rimanere sul posto, altrimenti la montagna è finita. Tu hai scelto di rimanere qua, quindi in questo formaggio c'è anche una scelta di vita tua e della tua famiglia. Sì. Abbiamo scelto, io e mio fratello, di rimanere qua, di investire le nostre forze qua, la nostra esperienza qua, per dare anche una continuità a quello che mio padre e mio zio mi hanno insegnato nella casificazione. Quando è che hai sentito il richiamo, il dover dire io resto qui e faccio il casaro? Ma a dire la verità io non ho mai sentito neanche il richiamo di andare via, perciò non me lo posso, mi è sempre piaciuto abitare e lavorare qua. E poi ci sono le sfide nuove, quelle che arrivano soprattutto dal mondo dei consumatori. Allora, il Monte Veronese ingloba una storia lunga e importante che viene tradotta nel suo sapore caratteristico attraverso le classiche declinazioni fresco, mezzano, stravecchio e di malga. Ma in un mondo sempre più globalizzato e globalizzante, in cui si tende spesso all'appiattimento dei sapori, quale può essere il futuro allora di un formaggio come questo che ce l'ha una sua personalità e che quindi va raccontata, spiegata e speriamo anche compresa? Io, quando un cliente entra nel mio spaccio, gli do sempre un pezzetto di formaggio a assaggiare. Mi aspetto che mi risponda mi piace oppure non mi piace. Con queste due risposte io sono contento, sai perché? Perché vuol dire che sento un gusto. Se uno mi risponde non so, vuol dire che non sente niente. La gente deve sentire un gusto che può piacere oppure no, però vuol dire che tu hai trasformato bene la cosa. Quando una persona sente un gusto neutro che non è niente, non riesce a dire sì o no, è la peggior offesa che possa fare il mio lavoro. Tu hai per caso toccato con mano un qualcosa che assomiglia a una assuefazione dei sapori? La gente sa distinguere? No. Attualmente la gente è più propensa ai gusti meno impegnativi, cioè gusti delicati, sarà anche per una situazione culturale, anche per magari un costo inferiore che hanno i prodotti freschi, non so, comunque stiamo lentamente andando verso un appiattimento dei sapori. Quando, per dirti una stupidata, il burro di malga è un burro molto intenso, molto profumato, ha delle caratteristiche organolettiche fantastiche, ma non a tutti riesce a piacere questo profumo intenso. Abbiamo perso i sapori di una volta? Persi no, modificati perché siano più, come si dice, appetibili al consumatore odierno, sì.